Alessandro Venier era un volto noto in via dei Lotti a Gemona del Friuli, una presenza familiare per molti residenti del quartiere dove viveva con la madre Lorena Venier e la compagna, una donna di origine colombiana, madre della loro bambina di appena 6 mesi. Da poco diventato papà, Alessandro si manteneva svolgendo piccoli lavori occasionali che a volte lo portavano anche all'estero. Portava il cognome della madre e il padre, cittadino egiziano, non lo aveva riconosciuto al momento della nascita. Una figura conosciuta, anche se ai nostri microfoni alcuni vicini lo hanno descritto come una persona vivace, un aggettivo che lascia intendere possibili tensioni e scenari ancora tutti da chiarire. Il mistero di via dei Lotti rimane fitto soprattutto per la crudeltà dell'omicidio. Il corpo di Alessandro è stato ritrovato smembrato, chiuso in un bidone e ricoperto da diversi strati di calce viva, ma il dettaglio che ha sbalordito gli investigatori è stato un altro. Nel garage non c'erano tracce evidenti di sangue, un elemento che potrebbe indicare una ripulitura accurata della scena del crimine, forse avvenuta dopo l'uccisione e la successiva mutilazione del corpo. Le indagini vanno avanti senza sosta nel tentativo di ricostruire le ultime ore di vita di Alessandro e comprendere fino in fondo che cosa sia accaduto all'interno di quella casa.